Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi un video che mi è stato anche richiesto più volte. Andiamo a vedere i videogiochi della UEFA Champions League, o quantomeno quelli del Cume. Non sono tutti, credo, quasi tutti, penso, non lo so sinceramente, però questi sono i miei e io porto questi ovviamente. Quindi la storia della Champions League cumendiana. Cominciamo con questo. UEFA Champions League, stagione 96-97, questo è un cimelio ragazzi. Poi le big box rimangono in assoluto le più belle e le confezioni più affascinanti, sinceramente. Qua con Gianluca Vialli anche, qua proprio è tanta roba. Poi andiamo in ordine di stagione. PlayStation 1 dopo il PC, stagione 98-99, e te lo stragodi anche questo, purtroppo senza il Milan, ma con Andriy Shevchenko alla Dinamo Kiev a spaccare i culi, e quindi tanta roba. Poi abbiamo UEFA Champions League 99-2000, ancora PlayStation. Eccoci qua, ce li godiamo tutti ragazzi, tutti in esclusiva, ma solo sul Cumen da Veneziano Channel. Scusate. Poi facciamo un bel salto, un attimo solo reggae. Eccoci qua raga, il bello della diretta. Sempre PC, UEFA Champions League 2001-2002. Eccolo qua, quindi andiamo a vedere su diverse postazioni, E poi facciamo un bel salto con PlayStation 2, UEFA Champions League 2004-2005, purtroppo la Champions League Istanbul. Ma hanno fatto il 2002-2003, fa un cuore che il Milan ha vinto la Champions, e poi due edizioni, stessa stagione ma diverse console, UEFA Champions League 2006-2007 per Xbox 360, mi ricordo che ho preso l'Xbox 360 per sto gioco, quello dei mondiali praticamente, e UEFA Champions League 2006-2007 per PSP, per versione tedesca che devo cambiare, lo vediamo, però non ci capisco un cazzo. Eccoli qua, quindi questi sono i giochi cumendiani della Champions. Eccoci raga con la carrellata cumendiana. Eccoli qua, non sono tantissimi, ma sono molto belli. Cioè, più che altro, sì, rispetto a PES e FIFA chiaramente hanno qualcosa in meno, però hanno il suo fascino, il suo perché. Raga, andiamo con il primo UEFA Champions League stagione 96-97, qua non posso far vedere molto perché il gioco un po', insomma, l'ho messo in DOS con Alienware, per essere un po' più comodo. Andiamo, guardate che roba però, l'iconicità, signori, l'iconicità. E qua, vabbè, no però. Vabbè, andiamo così, ciao. Milan, questi sono i gironi ufficiali. Questa non ha, il Fenerbahce non ha il logo, va bene. Primo match, Rosenborg vs Milan. Siamo usciti, mi ricordo, i gironi, proprio l'ultima contro Rosenborg. Ah, che è impossibile giocare, cioè non con sti cazzo di tasti, it's impossible. Vai, che siamo? Vai, Rosenborg AC Milan. E qua proprio abbiamo la storia della storia. Copertina troppo iconica. Questi sono i tasti, mamma mia. Vai. Guardate che roba, raga. Subito un Rosenborg arrembante. Vai. Qua faccio proprio fatica perché non c'è. Tanto va di una velocità. C'è solo il Rosenborg in campo, signori. Qua parliamo di un gioco veramente vecchissimo che non ho mai giocato nella realtà. Cioè, nella realtà, nella mia epoca, se ciao Fio son da raga, in realtà non riesco a fare un contrasto. Dai. Attenzione. Perdo subito palla, cioè. Tira! Mamma mia! Quasi gol. Qua veramente abbiamo proprio l'epicità della storia, della nostalgia ai massimi livelli, raga. No. 6 minuti di gioco, ragazzi. Ecco, vai, qua al centrocampo Seba. Grande Seba. Cazzo, sì. Ti prego. Raga, crash del gioco. Eccolo qua, sapevo che non ho ben configurato per fare il video, ho fatto un attimo in velocità, ho cercato appunto di scaricarlo, di scaricare il programma appunto per farlo girare perché è un casino, gioco troppo vecchio.
E niente, questo è UEFA Champions League stagione 96-97. Vai raga, andiamo con UEFA Champions League stagione 98-99 PlayStation 1. Aiuto, abbiamo anche joystick grigio in tema con la Champions. Vai raga, eccolo qua. Fermo un po'. Aiuto. Ragazzi, sono 36 gradi fuori, un caldo abnorme. Non sapete che ogni tanto devo portare questi video qua. Sono i video che vanno di più e i video che hanno maggior seguito. Qua abbiamo la storia. Eidos Interactive, famosa per questi giochi. C'è tensione, Beppe. Silicon Dreams. Sente la pronuncia Silicon Dreams. Eccoci qua, e qua abbiamo la storia delle storie, ma non possiamo, per i copyright. Mi disp. Però già il menu è di una iconicità a tratti fastidiosa, sono sincero. L'ho bruciato su gioco, anche se non già era bello, nel senso, come giocabilità. Giocabilità UEFA, Champions League, gironi ufficiali. Andiamo, gruppo, giochiamo sempre con la Dinamo Kiev. Gioca partita. Schieramento, no. Shevchenko, Rebrov, Belkevich. Attendere, prego. Una delle canzoni più iconiche del dopoguerra. Scusate ragazzi, momento di panico. Se c'è, ecco. L'iconicità ragazzi, l'iconicità. Come si suol dire, devo dare un possibile porre di copyright purtroppo. Poi c'era Bruno Longhi per una telecronaca, quindi. Testa, siamo molto più forti della... Ecco. Tiro a destra. Tiriamo sempre a destra ragazzi, questa è l'unica cosa oggettiva di questo mondo. Vai, Panathinaikos vs Dynamo di Kiev. Poi c'è tutte le condizioni meteo, ghiaccio, nebbia, neve, di tutto, cioè, ripeto, beh. Buonasera, ricordo il mio benvenuto a questa prima gara di Champions League tra Dinamo Kiev e Panathinaikos. Una luna gigante. Forse il Panathinaikos si pentirà di essere riuscito a superare le qualificazioni e ad approdare alla Champions League, ma questa sera sicuramente ce la metterà tutta per sfruttare a proprio vantaggio il fattore campo contro la Dinamo Kiev. Una grafica afrodisiaca. In linea con noi Luca Filippini Bruno Longhi. Un cordiale benvenuto. Un cordiale. Ci troviamo sotto i riflettori per questo incontro serale. Nella partita fra Borussia Dortmund e Juventus del 1995, Andreas Müller aveva segnato nei primi istanti di gara una splendida rete e quell'incontro aveva poi visto ben 4 reti. Perfetta la scelta di tempo. Aspetta, perché come si corre? Dio boh. Appoggia la sfera. No, questo è un... nessun gioco non mi ricorda mai lo sprint, a parte FIFA e PES. Partita difficile, partita collosa. Ah, eccolo qua, forse è questo. Eccolo qua, godo. Dalla però. Partita di una collosità immensa, non ho visto neanche la... Vanno avanti in 3. Avanza ben sostenuto dal resto della squadra. Grande. Effettua un ottimo disimpegno. Parole forti qua della Dinamo, vai. La Dinamo, falla. Non ho visto neanche il livello, non ho visto un cazzo, proprio siamo andati così. Ha già coperto parecchi metri. Palla dentro. Occhio. Sei chiaro rispetto a FIFA e PES, cioè dell'epoca comunque inferiore. Però la licenza ufficiale... Oh, ma basta! Davvero un bel passaggio. Grazie. Midland. È il mio fallo, Shevchenko. Uguale, proprio identico. È proprio identico, Andrea. Vediamo che l'arbitro estrae il cartellino giallo. Mi ricordo, giocheremo avvolti dalla nebbia, finché la nebbia, non mi ricordo, c'era tipo un commento di Longhi molto iconico. No? Bel colpo di questo testa. è bello, al volo ma sbaglia tutto. No, che rodaccio! Buttala via! Madonna, Shavkovsky, miracolo! Occhio raga, sta dominando il Pana. Parte in traversone.
Sicuro intervento del portiere. Ecco. Pallone calibrato alla perfezione. Un bel... Vai, ma cambiamo gioco, va. Guarda che sfiga. Intervento fuori misura. Bravo. Niente, recuperano sempre. Ma perché fa anche Rebrov ammonito? Cioè i miei tutti ammoniti. L'arbitro decide di punire l'intervento con un cartellino giallo. Bravo, È bravo. sempre 0-0. Il primo tempo è ormai agli sgoccioli. Appoggia Lasciamo- bene il pallone. Pestato. Passa Guarda, il guarda. pallone. Portiere, bravo. Intervento sicuro. Ha tutto il diritto di compiacerci, no? Quelle FIFA, ragazzi. Bello sto passaggio. Erotico. Mitrulin. Appoggia il pallone. Bravo. va incontro un avversario. Numeraccio qua. Vanno avanti in 3. Ma perché la perde? Buon pallone. Oh, finalmente. Con grande maestria. Prova il tiro, la Dinamo! Nessun problema per l'estremo difensore. Siamo tutti un po' estremi oggi. Palla controllata. con Bravo. facilità. Gumas ammonito. Panathinaikos steso adesso. Il Panathinaikos è molto teso. C'è da stupirsi, Bruno. Opportunità di rendersi pericolosi. Va alla Prova un tiro! dalla lunga. Finisce la prima frazione. L'arbitro A vuoto comanda di alla testa. fine dei primi 45 minuti. Vai, seconda frazione. Rimangono ancora 45 minuti. Shevchenko. Eccolo qua, l'iconico. L'uomo più bello del mondo, vai. Gerasimenko. Gerasimenko si vola. Tiro con il destro. Splendida ribattuta. Partita difficile, partita molto collosa qui in Grecia. Sono invertite le statistiche relative al possesso di palla. Gran passaggio. Bravo. Ottima Attenzione subito per Andri. anticipazione Vai Andri. Andri si invola. Andri. Shevchenko. Palo di Il Shevchenko. pallone colpisce il palo e finisce fuori per una rimessa dal fondo. Palo dell'asso ucraino. Sono anche le squadre retro, ora poi mostriamo un attimo, solo questo lo voglio mostrare. Anche se il video è lungo che ce ne sbattiamo il cazzo. Ottimo spunto. Come la recupera Appoggia la Sheva. sfera. Non prenderlo. E c'è il tiro. Mamma mia, Shovkovsky show. Bello sto passaggio. Non perderla così. Gusin. Perfetta la scelta di tempo. Cosa fa il Pana? Riesce a scavalcare la difesa. Aia. E il portiere impedisce alla palla di infilarsi in rete. Il passaggio va a buon fine. Buono, questa è nazione della migliore Dinamo di quegli anni. Con Sheva capocannoniere. Fermati solo in semifinale, vai Sheva. Sheva. Sheva rigore, calcio di rigore. Una decisione troppo severa, Bruno. L'arbitro era nella posizione Rigore per la di Dinamo. giudicare. Sono sicuro che abbia visto bene. Si appresta a prendere Vabbè, la facciamo rincorsa. tirarla a lui, dai. Gol! E la Dinamo passa in vantaggio con Belkevich. 1-0 Dinamo. Si riprende a giocare. Lancia il compagno. Riesce a trovare il compagno. Bravissimo Andri. Buonissimo intervento. Un buon intervento. Buono Bravissimo. lo stacco. Ottimo movimento. Fraseggia bene il Pana. Bellissimo intervento. Sembrano in grado di arrivare. Mamma come me l'ha presa, cazzo, l'ho angolata poco però. Angolata pochissimo. Un rapido contrattacco. 5 minuti al 90°. Vai Andri, non Andri. Suggerimento. Fuori di poco. L'abbiamo dominata nella ripresa, Dominata. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Comunque rispetto ai giochi di calcio, rispetto ai calcistici adesso comunque tanta roba, Cioè, ragazzi, adesso dopo i giochi di calcio sono spariti, no. E la palla finisce in fallo laterale. Purtroppo sono spariti. Effettua questa rimessa.
Attenzione Avanza Andri. sulla destra. Andri, che poi gioca in una posizione Il passaggio troppo indietro, taglia la secondo me. difesa. Finisce qua, E ragazzi. l'arbitro ha Vinciamo il fischiato. primo I match. 90 minuti sono Godo. terminati. Signori godo. Signori godo. Dopo magari sul 99-2000 vediamo un po' meno perché tanto insomma sono simili. 98, 99, 99, 2000 sono simili. Possiamo andare indietro? Indietro. Amichevole. Vi faccio vedere adesso. Vincitrici passate. Milan 89 contro Juve 96. Sentite proprio l'epicità. Ecco, la squadra basta, tanto salutiamo Francone Baresi che ieri ci ha lasciato, il nostro capitano, quella puttana. Francone nostro, sempre ai nostri cuori, 6 per sempre. Franco Baresi, numero 1, cazzo. Però volevo far vedere la modalità storica perché è qualcosa di incredibile, puoi usare tutte le squadre degli anni di una volta. Croce. Vai. Milan 89, Juventus 96. Devo dire, no, 16 minuti di video, mancano ancora 1, 2, 3, 4, 5 giochi. Molto bene, bravo Kuma. Stai piacendo Kuma. Un bravo uomo il Kuma. Dai, però questi caricamenti sono qualcosa di atrocissimo, ragazzi. Questa Eccoci qua. mattina ho parlato con un paio di giocatori che prenderanno parte Piove. all'incontro e ho avuto la sensazione che assisteremo a una gara molto tirata. Giocatori accesi, Amedeo e gara. Amedeo, è ragazzi. cominciata. Questo Vediamo chi è subito Marcolino? cosa succede. Marcolino! Viene subito messo alla prova. Cioè dai, sono anche le squadre storiche, ma perché i giochi di calcio fanno cagare tutti? Mi tocca giocare con i giochi di una volta, con la mod di Va in Football quota a Live. colpire il pallone. Hanno rovinato veramente. Perché hanno rovinato il Effettua il calcio? Fa passaggio. schifo, siete gli ultimi mondiali, qualcosa di vergognoso da quanto brutti. Non perderla! Peccato. Prova il compagno. Niente ragazzi, questa è la modalità, non riusciamo a fare un gol. Vabbè, costa corta moneta, questo è UEFA Champions League, 98-99. Cartellino giallo. Vai che andiamo. Stagione 99-2000. C'è il Milan, c'è Sheva, ma chiaramente qua andiamo con il Valencia. Perché è giusto così, poi usiamo il Milan nelle stagioni, nella stagione 2006-2007. Comunque quando c'è la canzoncina PlayStation Go, c'è la sigla UEFA Champions League. Questo l'ho giocato molto meno rispetto al 98-99. Qua abbiamo visto Silicon Dream. Scusate. La più spettacolare competizione europea di calcio manageriale. Avevo Champions League Fantasy Football, pensa. Dai City c'erano, incredibile. Sì, lo so perché è ovvio, però vedere già la pubblicità nel 99-2000 così. Gioca partita. UEFA, sono anche le finali, qua mettiamo stagione. Andiamo a girone, questo è un girone bello perché c'è anche il Ruud van Nistelrooy. Vai, gioca partita, Valencia Rangers. Qua c'è Zabala, signori, qua abbiamo il nostro... No, vabbè. Ciao. Epicità allo stato, puro. Guarda che Valencia, quanto l'amavo sto Valencia. Porrini, signori, io mi sento un po' Porrini oggi. Anche i Rangers, squadra iconica, anche se quella più iconica è quella con Gennaro e Gattuso. No, questa forse è anche più iconica, non lo so, Van Bronckhorst, Porrini, Amoruso. Eccoci qua. Benvenuto a tutti voi. Questa sera riflettori Siamo al Mestaglia, signori, molto simile ovviamente. nella quale il Valencia affronta sul proprio campo il Glasgow Rangers. Dick Advocat, il tecnico dei Rangers, cercherà di Dick Advocat, il signor Advocat. l'ex allenatore Walter Smith. Il Valencia al suo esordio in questa competizione sogna un successo a livello europeo. Al suo In realtà, esordio, per la ragazzi. squadra sarebbe già un successo riuscire ad approdare al turno successivo.
Grazie a Amedeo, bellissimo lo stadio. No, però posso dire graficamente forse è meglio, sì. Non lo ricordavo, è meglio graficamente. Davvero un bel intervento. Un intervento deciso, ma assolutamente Sì, corretto. sì, no. Assolutamente più bello graficamente. Eccolo qua, Zabala! Zabalotto nostro. Zabala ci ha provato. Perfetta la scelta di tempo. Si scambiano il pallone. Pallone Tira! cambiato alla... Le dinamiche di gioco erano simili, però graficamente è più bello questo. Attenzione, è vero. Lo devo confessare alla Il dogana. pallone. Questo è un intervento davvero brutto. La Champions League, signori, siamo tutti un po' Ottimo stacco. amanti della Champions League. Grande, e qua hanno messo delle difficoltà. Il Un passaggio cazzo. va a buon fine. Il fallo Ma sicuramente dai, ma non è mai necessario. fallo. Vergognatevi. Schifosissimi. Mamma mia. Salvataggio provvidenziale. Vai Canizares. Nostro idolo Canizares. Che bel suggerimento. Che bel suggerimento. Appoggia il pallone. No. Bravo. Valencia Vanno gioca. avanti in 3. Bravo. Mettila in mezzo. Passa al centro. Va bene Sicuro però. l'intervento del portiere. Guarda collosissima il mestaio di Valencia. Fa arrivare la palla al compagno. Ili è già ammonito. Una ammonizione. Un giocatore effettua simili interventi non può detenere sul taccuino dell'arbitro. Eccolo qua Mendieta se ne va splendidamente splendido. E invece C'era no. bisogno di... Yellow card per Zabala. Yellow card per Il gara Zabala. lo chiama a sé. E vediamo che lo ammonisce. Ma tutti me li ammonisce. L'arbitro lo richiama. Sicuramente sarà cartellino giallo. Questo calcio di punizione offre diverse alternative. No. Questa è sicuramente una buona occasione da gol. Canizares. Siamo ancora fermi sullo 0-0. Riescono a guadagnare Tiro. terreno. Mamma mia. Attenzione. Proviamo il cross. Ecco il tiro dalla Uno dei bandiera. nostri. Di rovesciata. Fuori di poco. Fuori bersaglio. Diciamo solo il primo tempo, ragazzi, tanto il gioco è simile qua, non c'è troppo da dire. Anche se graficamente è migliorato. Qualcosa vedo di una leggera differenza c'è. Un intervento del tutto inadeguato. Aspetta che i compagni si portino in avanti. Impostano un'azione offensiva. Bravo. Siamo al rec, signori. Siamo al rec. Non so se è il Pioco questo, forse è il Pioco. È il Pioco, forse è il Pioco. Forse è il Pioco. Che golasso. Boom. È il Pioco Lopez, non possono riconoscere il Pioco. Raga, ci vediamo con UEFA Champions League 2002. Raga, siamo sul PC, non il retro XP, ma il glorioso, eccolo qua, con la 1080, e andiamo con UEFA Champions League 2001-2002. Eccoci qua, raga. Speriamo se va il joystick, non lo so. Speriamo. Iconicità. Forse va, signori. Se va il joystick, godo. Sempre Silicon Dream. 88, 99, 99, 2000, 2000, 2001 anche però. Attenzione. Parole forti del Cuba, parole forti. Abbiamo già un PC insomma performante. Opzioni. E fuori gioco no. Dai, facciamo 50, normale. UEFA Champions League, andiamo con la squadra che mi gasa dell'epoca. Man Red ovviamente, Man Red.
Siamo 80%. Vai. Teoricamente c'è Rud. Teoricamente c'è Rud. Questo era nei menu bellissimo. Adesso il gioco non me lo ricordo onestamente. Faccio un po' fatica, Beppe. Faccio un po' fatica. Credo che debba aggiustare un po' la mira. The Champion. L'attesa è finalmente finita. Questa sera prende ufficialmente il via la nuova stagione di UEFA Champions Che bello. League. Preparatevi a 9 mesi di spettacolari partite che vi proporremo in esclusiva. Assolutamente. La partita di oggi vede Olympiacos contro Manchester United. Essendo questa la sua ultima stagione come allenatore, Ferguson Bel ha chiesto mister alla società Rebecca. la massima disponibilità economica, confermato dagli acquisti di Veron e di Van Nistelrooy da tempo nelle sue mire. Chiaramente uno degli obiettivi del Manchester United sarà la conquista dell'Europa. Beh, dai, ci sta, ci sta. Ci sta il gioco, Vai. I giocatori hanno già battuto il calcio d'inizio e si fronteggiano sul campo precisamente. Calma. Qui l'arbitro doveva sicuramente intervenire. Colpisce il pallone. Non si... Vabbè, come gameplay... come gameplay lascia un po' desiderare. Mamma mia. Secondo me devo lasciare 100 come... Mamma mia. No, come gameplay non mi sta gasando molto, sinceramente. Però se mi ha sbagliato qualcosa, anche col joystick che mi ha configurato bene, chissà. Panathinaikos show signore. Ottima esecuzione del calcio d'angolo. Alla compagna. Scusa un attimo. Intuisce le intenzioni. Non posso neanche... Opre bene. Cercano un'occasione. Tutta la via! Aspettano il momento giusto per colpire. Taglia il campo. Zelias. Raga, io vi saluto qua, nel senso, secondo me il gioco va rilento perché... Anzi, facciamo una prova prima, un attimo solo. Primo appuntamento con questa nuova Raga, vediamo se configurando qualcosa sistemato. Vai. Adesso a velocità a posto, ok. Roba nostra, comunque è sbaglio duro, Meo ioni. della UEFA Champions League della scorsa stagione. Tutta via. Attenzione. Corre Ryan, vai Ryan. Sulla sinistra. Oh, Si aggiudica il contrasto. è Riesce a pestatissimo sto mettere piede sul gioco. pallone. Sembrano decisi ad attaccare. Silvestre. Cambia tutto adesso Rud. Fuori di Van Nistelrooy. Ok, adesso è un gioco decente. Le previsioni escludevano la possibilità di qualche precipitazione. Speriamo abbiano indovinato. Supera il tempo. Rud ancora. Sono in inferiorità numerica. Entra Rud. Tira cazzo. Difensore. Partita Nessun difficile. gol da segnalare. Il punteggio è fermo sullo 0-0. Sembra proprio che Il gioco insomma discreto. C'è di peggio, anche se sono sempre là. No, King. Intercetta la palla. Intercetta bene. Canon Fluida azione d'attacco. No. La situazione pericolosa. Gol. Niente, però lasciamo segnare. Segnano loro. Dai, Lex. Una classica triangolazione. Gran contrasto. Un intervento pulito. Rud. Niente, sempre murato. Mantengono il possesso di palla. Non aveva altra scelta. Buon intercettamento. Sì, Rebecca. ottima intercettazione. Fallo. Recupera il pallone. Ottimo tackle. Riesce a toccare il pallone. Dai, Rud.
Nonostante il maggiore possesso di palla, stanno perdendo. Rudd ci prova. King Rudd. colpisce. Raga, UEFA Champions League 2001-2002. Un po' impestato, ma con le giuste configurazioni. Un gioco discreto. Attenzione, vediamo se mi dà il rosso. Grande proteste, Luca. Il cartellino, naturalmente. Rosso per Rudd, che non è molto sicuro. Vai raga, UEFA Champions League 2004-2005, l'anno dove forse... Sì, l'anno con la finale più bella, anche se per noi milanisti no, però con una squadra così forte siamo riusciti a non vincere un cacchio a parte la Supercoppa italiana, pazzesco. E niente, la UEFA Champions League, caricamento. La finale dell'Ataturk. Una finale che è ancora nella nostra testa purtroppo, anche se dopo Istanbul c'è sempre Atene. Però le dura. Non mi interessa, dai. EA Sports. It's in the game. Andiamo su un gioco che comincia a essere già più recente, PlayStation 2, anche se per me eccola qua, questo molto iconico, il retro game dura fino alla presa a scarto, dopo con l'HD inizia il moderno, tra virgolette, la stagione. Beh. Esordiente. Ah, esperto, siamo esperti. No, ho già sbagliato però. Ma posso fare la Champions? Ok, grazie. Allora, Milan. Ma perché c'è anche... Brescia? Ma perché? Ma scusa, non c'è la Champions League con i gironi ufficiali? Ce la facciamo forse? La mia Champions League. Cioè, non posso fare la stagione ufficiale, scusa. Boh. Vabbè, educhiamo così un po' la cazzo, raga, perché non so perché mi chiede anche... Boh. Vediamo così, raga, mi scuso, ma non capisco perché non trovare il girone ufficiale. Vabbè, andiamo così, non è il girone ufficiale, ovviamente, però non capisco perché non me la dà. Cioè, perché? Deportivo Juve. Usiamo la Juventus, ragazzi, non ci ho capito molto, sì. Però è assurdo che non c'era sempre lì con le girone ufficiali. Vedi, più cominciamo ad andare avanti con i giochi e già fa cagare. Vedete, questo è uno di quelli che ho giocato meno, credo. Ma ovviamente sto sbagliando io, dico di no. Va Amici bene. sportivi, il più cordiale benvenuto, buon calcio da Bruno Longhi E Aldo Serena. Due grandi squadre in campo per dar vita, ci auguriamo ad una grande partita. Romero. Aspetta un attimo. Nessun dubbio per il Qua direttore graficamente è di già gara. migliorato. Mi metto un attimo solo. Lo metto così perché mi dà un riflesso che non mi piaceva, cioè era un po' fastidioso secondo me. Anche così un po', proprio i giochi. La gioca profonda. Trezeguet. Del Piero. Ora Del Piero! E Miracolo. subito chiamato in causa il portiere che... Vediamo se quelli si vede meno. Scusate, proprio... no, fastidiosissimo. Proviamo così, tanto non cambia niente, purtroppo.
Stanno portando Mario, molti uomini avanti. in fase di montaggio non si vede magari. Molto efficace l'azione del difensore. Spero, però sono un po' dubbioso. Andiamo a guardare cambiando la telecamera. Telecamera più da vicino. Vai. Cambia poco, raga. Cambia poco. Sergio. Proviamo così, se no pazienza, si risente un Controllano po'. molto bene la palla. Il riflesso Nedved la recuperano. Deve metterla in mezzo. Fallo, dai. Gioco fermo, l'arbitro che Per è cortesia. intervenuto, e vediamo che cosa succederà, che cosa deciderà, mentre stiamo rivedendo È tornato Bruno scontro, Longhi, il signori. giocatore determinato a terra. Olivera. David Trese che si invola. Trese gol si invola. Avanti. Ottimo l'intervento del Invece no. difensore che stronca sul nascere l'azione avversaria. Sergio. Sempre fallo però. Attenzione, l'arbitro sembra intenzionato ad estrarre un cartellino. Cartellino Comunque, rosso, raga, espulso rosso. per forma di amunizioni. Questo comunque, La sua raga. gara finisce qui. UEFA Champions League 2004-2005, un gioco che non mi ha lasciato, sicuramente graficamente è migliorato, Olivera. però non c'è niente di emozionante in questo gioco. È il FIFA di quegli anni fondamentalmente, che era un gioco un po' così. UEFA Champions League 2004-2005. Raga, siamo con la portatile. Mamma mia, sono bombo, ragazzi, non ce la faccio più. Vabbè, qua non ne frega niente. Aspetta, volume. Uso quella iconica, la prima, quella che appunto originale con UEFA Champions League. Eccolo qua il gioco. E ci siamo, raga. In tedesco però devo cambiare assolutamente. Quando ho preso 3 euro non mi sono proprio accorto, sinceramente. Mamma mia, i capelli un po' così. Mamma mia. Sono un bombo da strucco, come si suol dire. Aiuto. Vai. Yeah. 9. Sports. It's in the game. E quindi? Boh, non ci ho capito un cazzo. Sta amichevole teoricamente. Does triple, yeah. Cazzo vuol dire? Non si sa. Solo io mi posso prendere il gioco in tedesco. Questa è la modalità. No, questa. Sarà questa? No, io non capisco niente. Non sembra tanto questa. Tanto andiamo. No, Parma, Dio santo. Che bello non capire un cazzo. Raga, facciamo un amichevole perché non capisco veramente dove mettere le mani. Chiedo venia. Mailand. Siamo Bayern Monaco. Chiedo venia. Spielstarten. Mamma mia. Solo il Cume può comprare un gioco in tedesco. Ma non in inglese, no, tedesco. Solo è per quello che stava a 2 euro.
Sto grondando come un porco. Eccoci qua, siamo a San Siro. Beh, dai. Non male, non male. Ok, con questo andiamo. Chiaramente non ho selezionato il livello di difficoltà perché comunque non è male il gioco. Shadow of Clarence. Mamma mia, subito. La telecronaca in tedesco mi cade. Poi questa è la versione PlayStation Portable, come si suol dire. Soffioi. Molto bene, Jankulowski si invola. Questo è il Milan campione d'Europa. L'ultima volta purtroppo, stagione 2006-2007. Cazzo, ma che gol ho preso? Gol strepitoso del Bayern, però faccio una fatica a registrare da portable e cercare di mostrare qualcosa. Dai, però. Dai, almeno un'occasione. Aladino Gilardino. Per Clarence, effetto serra. Per Cafu, vai pendolino. La metto in mezzo. C'è qualcuno dei nostri. Kakà, ma parata di Can. Raga, questo è UEFA Champions League 2006-2007 in tedesco. Per PSP. Eccolo qua, ragazzi. UEFA Champions League 2006-2007. E questo l'ho giocato tanto. Ho vinto anche un vinto. Sono stato secondo in un torneo con la Coppa anche. È molto molto figo. Andiamo a chiudere. Molto iconica la presentazione, come sempre. Ho fatto una fatica a fare sto video, raga, troppo caldo. Anche con l'aria condizionata a ballettone proprio. È una situazione alquanto disperata, che l'ispettore Callaghan, come si suol dire. Ciao. Almeno questo non è in tedesco, raga, questo non è in tedesco. Oh. Nuova UEFA Champions League, come si suol dire. Allora, tempo 2 minuti. Esperto. Ma i gironi non sono ufficiali, no, sono perché così. Milan. Ok. Boh. Un girone che non è proprio quello, facciamo un casuale, dai. E andiamo con Real Madrid, Arsenal, il girone semplice. Vabbè, non capisco perché ne mettono il girone ufficiale. Cosa ho detto? I giochi di una volta sono quelli più belli. Magari c'è, non adesso in velocità non ho visto. Milan Arsenal, il primo match. Ricordiamo che abbiamo vinto la UEFA qua. La UEFA Champions, l'ultima UEFA Champions. Aiuto. Io voglio portare così, proprio con le postazioni dell'epoca, che se qua è chiaro, cioè, il monitor è sicuramente più bello di quello del 2006-2007, però voglio portare comunque nelle postazioni comediane e mostrare i giochi di una volta. Va bene. Questa sera entrambe le squadre cercheranno la vittoria per acquisire subito un prezioso vantaggio in classifica, perché quanto è importante partire con il piede. Vai che andiamo. Questo era bello, È assolutamente fondamentale. I 3 punti questa sera rappresenterebbero davvero un importante risultato per il morale e per la classifica. Occhio ragazzi, occhio. Può passarla, ci sono i compagni sulla destra. Posizione pericolosa. Era forte sto gioco, ripeto, sotto secondo un torneo che mi hanno inviato la coppa a casa. Aladino per Riccardino. Riccardino Fuffolo Cacà. Per Riccardino Cafu.
Un tiro di testa! Ma tira Clarence. Kakaber. No, Kakaber, non puoi sbagliare, Kakaber, signor Kakaber, no. Ottimo tocco. Mamma mia. Pochissimo la traversa, conclusione leggermente fuori. Era marcato Titi Henry, qua hanno fatti bene i giocatori, Il portiere rimette la palla in gioco. Kakaber Calazze, andiamo a chiudere questa serie di giochi della Champions League comediana. Bello questo. Ah, non è... Bravo. Blocchi, signori. Sulla fascia. Ma però chi era il Milan sta stagione? Philippe Senderos, che ora lo hanno raggiunto i compagni. Ma su il pallone sulla fascia. Clarence Seedorf. Attenzione, mamma mia. Prova il tiro Bello. a distanza. Un buon tiro, para le mani. Tanto l'Olimpico sei in vantaggio contro lo Sporting di Lisboa. Nel passaggio. Calazze. Francesco Fabregas. C'è qualche calo di frame, non capisco il Gioca perché. la palla al centro. Seedorf. Clarence. Clarence! No! L'avversario, il portiere può tirare un sospiro di sollievo. Si è liberato dei difensori con una discesa inarrestabile. Ma giunto tu per tu col portiere ha calciato all'aria. Ottimo tocco. Occasione per l'AC Milan di Milano. Ecco comunicata l'entità del recupero. Attenzione, Leb. Si invola, non ci credo che ho sbagliato tutto. Cosa è successo non si sa. Ti prego Nelson. Para Nelson. E ha parato senza problemi. Bravo il portiere in questa occasione. Nesta. Sì, la prima volta l'ho giocato non in HD, ma ancora con la presa scanso. E dopo ho preso il televisore. No, nelle scene in mezzo, diciamo intermezzo, la ghicchia, Sta per avere inizio il secondo tempo. Nel pallone. Attenzione, non vedo occasioni per entrambe le squadre. Hanno una possibilità in avanti. Fallo, il piccolo aveva io, signori. Riccardino Fuffolo, vai Fuffolo. Ricchino. Ce la finiamo la partita ovviamente. Andrea. Pirlo per Ghila. Senderos recupera. Bellissimo per Freddy Ljungberg. Bravo Calazze. Hanno una possibilità in avanti. Non fischiare fallo. Non passarla così. C'è tensione. Blocchi si nasce, campioni si diventano. Ricordo la maglietta del 2003. Lo vede. Ma va, che roba. Grande intervento. 67esimo Kakà. Ragionano. Il Milan ha bisogno di 3 punti qui in casa con i Gunners. Colo Touré. Titi. Chiude bene l'avversario lanciando sulla fascia. Recupera palla, adesso ha molto spazio davanti a sé. Io mi seleziono il giocatore giusto. Bravissimo Calazze che poi fa il cumulativo maledetto. Siamo al 78esimo. Ricky se ne va splendidamente splendido. Smocchi in bianco Kakà. Real Madrid in vantaggio nel nostro girone. Calazze. Recuperiamo ancora la sfera. Ancora cagato. 2-0 del Madrido. Ecco Henry. Guarda, mi ha buggerato Titi. Mi ha buggerato come si suol dire. Finisce qua 0-0 ragazzi. Finisce anche il nostro percorso con tutti i giochi del cume della UEFA Champions League ragazzi. Era veramente un bel gioco per l'epoca, giocato però in HD ready. Forse qua non lo so se la risoluzione o cosa, però ogni tanto ha qualche calo di frame, soprattutto nelle scene di intermezzo. Comunque Real Madrid 3 punti, Milan Arsenal 1, AKN 0 in un girone che però non è quello ufficiale della UEFA Champions League. Raga, sotto il cume del veneziano ci becchiamo con col prossimo video appunto della storia del cume con i giochi retro e le postazioni quotidiane. Ciao!